Siamo con Riccardo Ognata che questa sera assieme ad Adrià Català sono stati i due protagonisti in porta. Allora Ricky, siete riusciti a portare a casa un risultato importante qui in questa pista, forse non vi aspettavate un Sandrigo così aggressivo? No, la verità è che ce l'aspettavamo perché sapevamo del cambio allenatore, sapevamo che dopo un cambio allenatore c'è sempre una scossa e le nostre aspettative erano giuste. Abbiamo trovato un Sandrigo molto brillante, anche in difesa, ci ha affrontato a viso aperto, ci ha dato il filo da torcere, sono passati in vantaggio. Siamo stati bravi comunque a non avere fretta, siamo riusciti a recuperarlo nella fine del primo tempo. Poi il secondo tempo, quando hanno fatto il secondo gol, sul 3-2 mi sembra, abbiamo patito, poi siamo riusciti ad allungare e lì abbiamo un po' rotto la partita, ma non sono stati 3 punti facili. Insomma, Sandrigo che è stato un test importantissimo per la prossima sfida di campionato in cui ospiterete un Westport Valdagno, una sfida che nella storia hockeyistica è sempre da alta tensione. No, un Valdagno che ha fatto un super inizio di stagione, che sta facendo un bellissimo campionato e noi dobbiamo fare punti perché abbiamo pareggiato la settimana scorsa e dobbiamo finire il girone d'andata con più punti possibili per avere più chance in Coppa Italia. Grazie Ricky, in bocca al lupo.